Bentrovati a Cocco di Mamma. In questa puntata parliamo di supporto, di una figura assistenziale e ci tengo a specificare una figura non medica e non sanitaria. Chi è? La doula. E qui abbiamo in studio con noi Federica Tamburlini, che è una doula. Benvenuta. Grazie Sara, buona giornata. Federica, tu sei stata formata appunto in questa scuola Mondo Doula. Che cos'è? Sì, allora, l'associazione Mondo Doula è una delle associazioni di più lunga data che ci sono sul territorio italiano per formare appunto questa figura della doula. L'associazione è nata nel 2009 e dal 2017 si è costituita come associazione professionale e appunto propone questo corso di formazione in cui vengono approfonditi degli aspetti che poi ci portano a stare a fianco alle donne con professionalità in un modo ben preciso e su cui diciamo noi puntiamo molto. È un supporto con una presenza ben solida, è un supporto appunto intimo perché di solito lavoriamo nelle case delle mamme e quindi appunto raccogliamo le loro storie e cerchiamo di ascoltarle senza giudizio, che è una cosa molto importante perché al giorno d'oggi le madri sono sottoposte a un giudizio molto profondo dalla società, qualsiasi cosa fanno vengono spesso giudicate nel bene o nel male e quindi avere a fianco una persona che accompagna e che cerca di far vedere quelle che possono sembrare delle fragilità e trasformarle invece in forza e competenza è qualcosa che dà un profondo valore alle madri, al loro sentire e a come loro poi si sentono nella loro maternità. Quindi una figura che offre la propria appunto assistenza basandosi sulla propria esperienza, giusto? Sì, diciamo che parte della scuola è proprio approfondire l'esperienza che ogni doula possa aver avuto nelle sue maternità, se le ha avute, perché poi sia libera di poter supportare e sostenere le donne senza portare il suo vissuto, no? E questo è molto importante distinguere perché ogni donna ha la sua storia, ha la sua idea di maternità, ha la sua famiglia, ha le sue dinamiche familiari e quindi è corretto che l'assistenza sia proprio personalizzata su di lei, perché appunto il focus al centro dell'operato della doula è proprio la mamma, no? Come penso sai, hai sentito magari da amiche, come forse capiterà anche a te, in gravidanza c'è una grande attenzione verso la madre. E quando poi il bambino nasce invece ci si tende un po' a concentrare più sul bambino e la mamma viene un po' messa da parte come, no? Messa da parte. Quando in realtà la donna che diventa madre ha una trasformazione molto profonda e ha bisogno di tempo per elaborare questa trasformazione, quindi ha bisogno di sentirsi ancora nutrita, accudita e ascoltata. Coccolata. Coccolata. Come dicevamo nella prima puntata, Federica, con la dottoressa Sabrina Plett, psicologa del Burlo, lei proprio diceva ogni madre ha la propria storia, ogni storia è a sé. Sì, esatto, ogni storia è diversa e spesso anche ci troviamo di fronte a storie che possono non essere completamente felici o appunto con gli arcobaleni, ma che possono aver comunque accolto delle criticità sia nella gravidanza oppure nel parto, nei primi giorni dopo il parto e quindi è proprio molto importante riconoscere l'importanza di questa storia soggettiva, no? Non si può ricondurre la maternità a un ideale che poi soprattutto oggi ci viene proposto, quando in realtà le sfaccettature della maternità sono moltissime, infinite direi, esatto. Federica, come si forma una doula? Una doula appunto si forma seguendo una scuola di professionisti. I professionisti che insegnano alla scuola sono counselor, sono psicologi e altre figure professionali appunto che insegnano a stare accanto proprio. E la scuola è formata da 9 weekend per un totale di 144 ore e poi alla fine ovviamente c'è un esame. La scuola è sia di tipo pratico che esperienziale e una cosa molto importante che ci tengo a sottolineare è che non è che finita la scuola poi la formazione si interrompe, no? Essendo un'associazione professionale, quella a cui io faccio riferimento, l'associazione Mondo Doula, noi abbiamo anche una formazione
post base, quindi c'è un obbligo di aggiornamento costante, un po' come hanno anche tante altre figure professionali, proprio per rimanere sempre un po' anche sul pezzo sui cambiamenti soprattutto sociali, no? Che avvengono comunque col passare degli anni, e quindi magari anche possono esserci dei cambiamenti reali, sociali a livello della maternità, e magari dei nuovi diritti che vengono dati alle madri, ma semplicemente anche solo col cambio della società possono esserci delle dinamiche nuove, quindi è importante mantenersi formate su dei temi generali e su altri di particolare interesse che poi ogni doula stabilisce in base, insomma, al campo un po' in cui si specializza. Quindi essere sempre al passo con i tempi. Esatto. E questo un po', e questa è la finalità. Sì, esatto, essere aggiornate per poter assistere le mamme sempre nel modo migliore. Federica, quali sono i compiti della doula? Allora, come dicevi tu giustamente all'inizio, la doula non è una figura sanitaria, non è una figura medica, quindi la doula appunto non fa visite, non dà opinioni, parere mediche, non consiglia farmaci. Per quello bisogna sempre, lo diciamo, rivolgersi proprio a uno specialista e a una figura appunto sanitaria medica. Esatto, la doula ovviamente come tutte le figure professionali conosce i suoi limiti e molto spesso, e anche questa è una forza, ha tutta una rete di professionisti a cui fa riferimento e che può consigliare alle sue clienti nel caso in cui ci sia bisogno di un'assistenza di altro tipo, quindi può essere un'ostetrica per la gravidanza, figura appunto principale assieme al ginecologo che in Italia segue le gravidanze. Per l'allattamento può anche rivolgersi a un'ostetrica o altre figure professionali come le consulenti professionali di allattamento. Invece la doula si occupa più di un sostegno quotidiano, un sostegno pratico, che può essere appunto semplicemente andare dalla mamma e prepararle un pranzo mentre si chiacchiera di come è andato il parto, può essere accompagnare una mamma a fare delle visite di controllo se lei non se la sente di uscire da sola. Questa è una cosa che succede spesso alle mamme, no? Che magari i primi giorni si sentano un po' in difficoltà a prendere per la prima volta la macchina o andare a fare una spesa, e quindi avere qualcuno vicino che ci dà una certa sicurezza può rendere tutto più semplice. Sì, esatto. E quindi il sostegno che diamo è di questo tipo, quello che è sempre diverso, perché alla fin fine la doula proprio si centra sui bisogni della mamma, e quindi ogni mamma ha dei bisogni diversi. C'è chi appunto ha bisogno di concentrarsi magari sull'allattamento e quindi ha bisogno più di un sostegno pratico, che può essere fare una spesa assieme piuttosto che avere dei pranzi pronti, delle cene pronte, e chi invece magari ha bisogno di staccare quei 10 minuti e di fare una doccia tranquilla mentre sa che il suo bambino è controllato comunque da qualcuno di cui lei si fida. E, insomma, ogni volta questo sostegno è diverso. A volte può essere anche un sostegno più proprio per rielaborare le esperienze che si sono vissute, no? E cercando di renderle un po' libere da quei pregiudizi che spesso ci sono e da quelle dicerie che si dicono alle neomamme, e quindi invece noi cerchiamo di andare un po' più in profondità e rendere di nuovo le mamme protagoniste di questa esperienza, perché una mamma che si sente protagonista, indipendentemente da come sono andate le cose e da come andranno, sarà una mamma che si sente bene nella sua esperienza di maternità, si sente sicura delle sue scelte, sicura delle sue decisioni, e quindi è come se fosse una mamma ancora più forte. Tutte le mamme sono forti, ma una mamma che si sente protagonista è una mamma che può davvero sentirsi comoda. Ecco. In equilibrio con se stessa. Sì. Qualsiasi cosa poi succeda, no? È come se trovasse delle risorse in più, che in realtà aveva già, sì, ma che riuscisse a vederle con occhi diversi per poi prendere energia e prendere centratura e forza da queste sue risorse. Federica, in base alla tua esperienza dal punto di vista assistenziali, quali sono quei momenti in cui una mamma durante sia il periodo della gravidanza ma anche dopo la nascita ha bisogno di avere un supporto, e in quali momenti è meglio chiedere aiuto? Certo. Tante volte una persona dice vabbè, non chiedo aiuto, ce la faccio da sola. Invece secondo te, in base alla tua esperienza assistenziale, quali sono? Allora, diciamo che il periodo in cui più spesso viene chiesto aiuto è il puerperio, quindi i primi 40 giorni dopo il parto,
che spesso poi, diciamo, puerperio, ma i primi mesi, quando effettivamente si arriva a casa col bimbo, se si è partorito in ospedale o se si è già a casa, se si è partorito in casa, e la mamma proprio si trova un po' catapultata in una nuova routine, completamente nuova, la famiglia deve costruire dei nuovi equilibri e quindi potersi dimenticare delle cose pratiche perché c'è qualcun altro che ci pensa, permette di ritrovarsi un po' più solide un po' prima, ecco. Dopodiché ci sono anche degli accompagnamenti in gravidanza che di solito sono paralleli a quelli che vengono offerti dall'istituzione, che in regione sono validi, però ovviamente sono dei percorsi di gruppo. Invece ci sono delle famiglie che preferiscono avere dei percorsi personalizzati perché magari hanno un sentire diverso, hanno bisogno hanno bisogno di esplorare magari dei campi di cui non si è particolarmente parlato, magari al corso preparto in gruppo, delle cose più intime, delle cose caratteristiche della famiglia che magari non si è avuto il tempo o la voglia di discutere in un gruppo e che quindi si preferisce gestire nella propria casa, nell'intimità, nella sicurezza della casa e assieme solo a un professionista di fiducia, no? Aspetti più personali, intendi? Sì, sì, esatto, cose più specifiche che uno vuole approfondire in sede separata. Ecco, i papà quanto sono importanti in questo percorso? I papà sono importantissimi, la figura paterna negli ultimi anni è stata grandemente riscoperta ed è tornata alla ribalta perché effettivamente è una figura centrale nel benessere della famiglia, è una figura che appunto serve a proteggere i bisogni e le esigenze della mamma e del bambino o dei bambini. E effettivamente i percorsi fatti con i papà sono dei percorsi molto molto belli perché si vede proprio, mentre la mamma in gravidanza ha questo sostegno quasi costante e che spesso non ci si accorge neanche di averlo del corpo, no? Che dà tanti messaggi, che fa sentire delle cose, e il papà ovviamente non ha questo canale e quindi però ne può trovare molti altri ed effettivamente i papà si mettono molto in gioco e apportano dei grandi contributi a questa trasformazione e a questa transizione nella famiglia che passa da 2 a 3 o a 4 o a 5 a seconda delle... Poi si vedrà. Esatto. Federica, io ti ringrazio per essere stata con noi e noi ci vediamo fra pochissimo sempre con Federica, però con un'altra veste. A fra poco. Eccoci qui, ben ritrovati, Cocco di Mamma, seconda puntata. Nella prima parte avevamo Federica Tamburlini nella veste di doula, ora è qui con noi invece nella veste di educatrice prenatale e neonatale. Ben ritrovata Federica. Ben ritrovata Sara. Entriamo subito nel vivo, ma perché è importante parlare di educazione già nel momento neonatale o addirittura prenatale? Sì, allora, diciamo che negli ultimi 50 anni, 40-50 anni, c'è stato un cambiamento rivoluzionario, direi, nella visione del bambino. Mentre prima si riteneva, insomma, che i bambini nascessero come delle tabule rase che poi dovevano essere istruite e comunque infarcite di informazioni, di competenze, gli ultimi studi hanno fatto capire che in realtà già dalla gravidanza il bambino è comunque un essere con delle competenze, è un essere umano già fatto e finito, anche se si sta formando, ma appunto in questa sua formazione si sviluppano delle competenze che poi saranno importanti anche appena dalla sua nascita. E quindi si è visto che effettivamente i primi 1000 giorni, che sarebbero più o meno quindi i primi 3 anni di vita e con una grande lente poi sul primo anno di vita, sono un periodo molto sensibile, un periodo in cui si vanno a formare già dei pattern, già delle dinamiche che poi ci accompagneranno per tutta la vita. A meno che non siano delle dinamiche magari che poi da adulti potrebbero essere non funzionali e che quindi cercheremo di modificare. Esatto, sì. Ma in realtà se sono dinamiche che non ci danno fastidio, sono delle dinamiche che ci porteremo avanti per tutta la vita.
e quindi ovviamente è molto importante già essere consapevoli di queste cose con un bambino molto piccolo, per poterci approcciare a lui nel modo più corretto e nel modo che noi, ovviamente anche qui sempre nel modo che una famiglia sente più giusto per sé, però sulla base di informazioni scientifiche che vengono quindi date ai genitori per poter decidere molto tranquillamente loro in che ambito vogliono, in che modo vogliono approcciarsi, ecco, Ci a questa riallacciamo nuova sempre al discorso, genitorialità. Federica, scusa, ogni storia è a sé, quindi ognuno ha bisogno delle ha le proprie esigenze e quindi ha diversi bisogni. Esatto, ogni famiglia è diversa, ha anche delle abitudini diverse, pensiamo banalmente, per fare un esempio, ci sono delle famiglie che hanno bisogno di mettere i bambini, di fargli frequentare una struttura, un asilo nido fin da piccoli, che quindi avranno delle esigenze e avranno anche delle sfide di un certo tipo, piuttosto che altre famiglie che invece possono rivolgersi ai nonni, o delle famiglie che possono stare a fianco al bambino nei primi anni di vita, e ovviamente anche in questi casi le sfide quotidiane che si affrontano sono diverse. E avendo le informazioni giuste si cerca di rendere queste sfide un po' meno difficili da affrontare. Più leggere. Esatto, più leggere. Federica, senti, in questo periodo qui a quali figure una mamma o una famiglia si può rivolgerne? Citiamone alcune. Certo, allora ci sono, spesso si dice che ci sono in questo periodo attuale anche troppe figure, no? A cui le neomamme possono far riferimento, e che questo potrebbe creare un po' di confusione, ma in realtà io credo che invece sia importante, soprattutto perché dà idea di quanto questo periodo è sensibile e quanto lavorare su questo periodo ci darà dei frutti a lungo termine, e quindi è giusto che ogni figura, che ogni mamma, ogni famiglia si affidi alle figure che per lei sono quelle giuste. Quindi abbiamo appunto gli educatori prenatali o neonatali che si occupano proprio della prima parte della vita, poi ci sono magari i pedagogisti, educatori invece che seguono i bambini quando sono un po' più grandi, quindi quelli delle strutture, ci sono poi gli psicomotricisti che sono un'altra figura molto importante di questo tempo. Li avremo qui nelle prossime puntate. Ecco, bene, una così, precisazione. Esatto, così potrete approfondire anche quell'aspetto, e quindi insomma le figure sono molte, anche per dire gli educatori prenatali e neonatali ci sono diverse scuole. Io sono formata all'Università di Padova, ma ci sono anche delle altre scuole come il MIPA che appunto formano gli educatori dando delle informazioni generalmente uguali e poi specializzandosi in ambiti un po' più diversi a seconda del sentire anche della persona che si mette in gioco e che poi andrà a assistere le famiglie, no? Perché ovviamente non solo le mamme sono tutte diverse, ma anche i professionisti sono tutti diversi, e quindi preferiscono poi magari approfondire un ambito rispetto all'altro. Ecco, proprio in questo settore qui, tu dove ti collochi? Allora, io un po' diciamo forte della mia formazione universitaria, che è di tipo scientifico, sono biologa, mi sono molto appassionata al cervello e al funzionamento del cervello dei bambini, quindi quello che viene definito neuroscienze, che ovviamente si applica anche al cervello degli adulti, ma lavorando con i bimbi approfondiamo quell'aspetto lì. E quindi mi sono poi ulteriormente formata con questa scuola che porta avanti un ciclo di laboratori che si chiamano Baby Brains, e sono dei laboratori molto interessanti perché affrontano delle tematiche particolarmente sentite dai genitori, come possono essere l'ansia da separazione, le buone abitudini, i capricci, che sono un argomento molto disquisito. Vastissimo. Esatto. E vengono affrontati non da un punto di vista comportamentale o appunto pedagogico, ma proprio dal funzionamento del cervello. E quello che a me è piaciuto molto è che se noi andiamo a studiare la nostra biologia, quindi il nostro funzionamento proprio come organismi, si vede che la natura ci ha predisposti per un accudimento che preveda un ascolto e che preveda comunque una risposta ai bisogni del nostro bambino. E quindi questo a me è piaciuto molto perché
appunto rispecchia anche questa visione che i bambini sono degli esseri che certo si stanno formando e stanno costruendo il loro carattere giorno dopo giorno, ma hanno già delle caratteristiche che sono loro, e quindi il saper distinguere il nostro bambino dagli altri, quindi le sue peculiarità, le cose che gli piacciono, le cose che non gli piacciono, e saper quindi un po' portare queste teorie però sul nostro bambino, a me piace molto, perché è un approccio proprio molto individuale e che punta a far sviluppare il potenziale di questo bambino al massimo e nella naturalità, no? Cioè senza forzature, sì, ma semplicemente assecondando un po' quelle che sono le sue predisposizioni naturali. Tu poco fa hai detto due parole, capricci e ascolto. Queste due parole vanno di pari passo? Diciamo che a me quello che in italiano non mi piace tanto la parola capriccio, okay, perché soprattutto in Italia abbiamo una visione molto negativa, no, del capriccio, cioè come se fosse una manipolazione del genitore per ottenere qualcosa. In realtà poi studiando, a me piace molto di più la parola inglese che è tantrum, che praticamente vuol dire tipo reazione scomposta, e che si può usare anche per gli adulti, no? Cioè i bambini semplicemente non sono ancora completamente capaci di gestire le loro emozioni, di fare delle richieste di un certo tipo, e quindi si esprimono in un modo che può sembrare fastidioso o manipolatore, ma in realtà non è affatto così. E studiando il cervello si scopre proprio che ci sono dietro delle questioni biologiche, direi, per le quali in realtà il capriccio fino a una certa età non è un capriccio, ma è semplicemente un modo scomposto di esprimere un bisogno, di esprimere un desiderio, una richiesta di qualcosa, esatto. Il papà, nella tua esperienza di assistenza attorno alla parte iniziale di Dula, riescono a capire i bisogni dei bambini? Tante volte si dice che solo la mamma, no, sa intervenire in quei momenti. Invece, in base alla tua esperienza assistenziale, anche il padre, anche il papà sanno appunto accogliere questi bisogni? Sì, i papà si mettono molto in gioco, come ho detto anche prima, soprattutto in questi laboratori di Baby Brain capita molto spesso che partecipi la coppia genitoriale, quindi non solo la mamma. E sicuramente la mamma, quello che io noto, è come se avesse dei canali un po' diversi, e quindi fosse come un po' più rotonda e morbida nell'accogliere queste difficoltà, e mentre magari i papà sono forse più, non direi rigidi, direi che magari hanno delle idee un po' più stabili, no? E su cui magari togliendogli quegli appigli a quelle idee definite a volte si trovano più in disequilibrio, però in realtà sono molto aperti, e io credo che i papà del giorno d'oggi che partecipano molto all'educazione dei figli in realtà siano profondamente in grado di mettersi in contatto con loro e di accogliere le loro esigenze e i loro bisogni. È come se la madre avesse un po' i recettori più sensibili, più aperti. Sì, proprio come se avesse anche altri canali, no? E quindi come se non fosse solo tramite, anche i papà hanno altri canali ovviamente, perché poi ogni figura di riferimento, anche i nonni, hanno dei canali ovviamente diversi, no? E io credo che la mamma abbia tanto che l'aiuta a trovare questa saggezza del corpo, che quindi poi la riporta come a sentirsi meno instabile, anche se non succedono le cose che si aspettava. Ecco, mettiamola così. Quanto conta condividere i momenti che magari a un genitore possono sembrare banali con il proprio figlio? La condivisione è importantissima. Io sia appunto come educatrice che come doula faccio spesso dei cerchi, che quindi sono degli incontri in cui si parla e si condivide in gruppo. E quello che proprio viene detto secondo me è molto vero, no? Che nel gruppo le gioie si moltiplicano e invece i dolori si dividono, perché effettivamente avere uno spazio protetto dove si può raccontare la propria storia, quindi con i lati più belli, con i lati più chiari, ma anche con i lati più difficili, e proprio porti le mamme ad una consapevolezza diversa. E anche sapere che altri magari hanno vissuto delle cose simili a te le rende, come dicevi tu, più leggere, anche più affrontabili. Sapere che c'è qualcun altro che si trova nella tua stessa situazione ti dà comunque magari quell'energia che
effettivamente nei primi mesi di vita un po' del bambino tende a calare perché la mamma è molto assorbita nell'accudimento, quindi sapere che ci sono altre donne, altre famiglie che stanno affrontando queste sfide ti fa tornare un po' di questa energia, ti rimette in gioco un po' più, come dire, va bene dai, non sono da sola, ce la possiamo fare, esatto. Federica, grazie mille, grazie per essere stata con noi. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qui a Cocco di Mamma. Grazie.